Partita stranissima in effetti, una partita che sarebbe potuta finire con un punteggio altissimo da una parte e dall'altra, però una partita poi in fondo corretta e questa è una cosa importante. Devo fare i complimenti al Peperino, una squadra veramente di una correttezza unica, in campo e fuori, e questa è una cosa che fa piacere vedere, partecipare e ogni tanto ti riconcilia pure con tante situazioni che a volte non sono proprio all'altezza della Lega. Questo è. Abbiamo perso una partita che avremmo potuto vincere tranquillamente. Capita, capita, scusatela, capita, questo è il calcio, questa è la cosa bella. Dovevamo tranquillamente portarcela a casa. Siamo stati penalizzati anche dal fatto che non abbiamo avuto panchina stasera, malattie, difezioni, incidenti, infortuni, tutto. Però poi alla fine la partita l'abbiamo giocata e l'hanno vinta loro meritatamente, perché alla fine chi vince in quel modo è meritato. Non ci sono state discussioni, non ci sono stati gol contestati, decisioni contestate dagli arbitri, niente, tranquilli. C'è una componente che molti chiamano fortuna, a cui io non è che credo ciecamente, ma che fa parte anche quella del mondo del calcio, quei millimetri, quei centimetri. E poi noi paghiamo spesso e volentieri il fatto che non abbiamo una panchina lunga, abbiamo un numero contato di giocatori, questo dipende dalla natura della nostra squadra, è inutile che ne sto a ripetere, chi sta fuori, chi sta dentro, purtroppo diversi infortuni e questa è una cosa che ci ha. Però poi alla fine cercheremo di portare avanti il discorso come l'abbiamo sempre fatto, con tranquillità, con correttezza e sperando di incontrare sempre gente di questa caratura, non solo tecnica, ma qualche altra cosa. Non è polemica la mia, ma è qualcosa a cui tengo, perché il futuro di questa Lega è anche affidato a tutto questo, che ci sia correttezza in campo, sulle panchine e in mezzo ai giocatori. Non è una lotta, non è la corsa delle bighe di Ben-Hur, è il calcio, è divertente, è da dilettanti, facciamo tutto qui. Grazie a Carlo Foschi, alla prossima, È buona sempre un serata. piacere.